Fabbrica dall'inizio ha avuto sempre lo stesso scopo, che è l'idea di supportare, aiutare e dare spazio alla gente giovane, ai creativi, artisti giovani di tutto il mondo, provenienti da tutto il mondo, che si trovano qui a Catena di Villorba per lavorare, per ricercare, per discutere e per pensare a queste nuove idee che in realtà cercano di sviluppare e cambiare un po' il mondo nel che viviamo, no? Questa è stata sempre un po' l'idea di Fabbrica, no? L'idea di cambio sociale, l'idea di usare l'arte e la creatività come motore perché questo accada, no? E questo luogo è stato dall'inizio, dal 1994, un raduno dove generazione idee, adesso ha intorno a 800 artisti provenuti da quasi 80 diversi paesi che si sono trovati qui a condividere, a vivere e a forgiarsi, a crearsi a se stessi e a diventare cittadini del mondo al livello più alto che possiamo considerare, no? Ecco, in 30 anni è cambiato tutto nel mondo in cui viviamo. Come ha fatto Fabbrica a rimanere sempre al passo coi tempi? Ma l'idea è che siamo stati fortunati che già di partenza avevamo questo luogo meraviglioso, no? Creato da questo architetto giapponese Tadamando, che si è dato sempre questo background, questo luogo dove questa generazione di artisti, di giovani creativi hanno potuto svilupparsi, come vedete, in un luogo quasi quasi sacro, spirituale e allo stesso tempo isolati un po' da quello che è la follia del contemporaneo, no? Che era un po' l'idea basilare del progetto. E dopo in questi 30 anni questa idea di continuare a supportare, di credere e avere questa fiducia nei giovani è una cosa che ha aiutato a crescere queste persone, no? Persone che magari dal 94 sono venute qua e adesso sono rinomati artisti, registi, performance, musicisti, creativi e che stanno in giro per il mondo cambiando le cose, no? E questa era un po' l'idea basilare di Fabbrica, come possiamo aiutare le nuove generazioni a modo che dopo queste generazioni cambiano, no? Le società cambiano il modo in cui viviamo, non solo con una questione di pensiero totalmente avanti, ma anche con questa volontà di parlare dei tre elementi che sono basilare Fabbrica, no? Che è l'idea della cross-culturalità, no? Che tutte le culture hanno lo stesso valore e per lo tanto devono discutere, devono parlare fra di loro e trovare un consenso. E l'altro punto è molto chiaro, che è l'idea della cross-disciplinarità, no? Che non ci sono discipline superiori alle altre, no? È importante un musico come un grafico, come un fotografo, come un performer, come un scrittore, no? E tutto questo è un luogo che permette a tutte queste realtà di incontrarsi e di creare queste nuove idee in questo contesto magico, no? Ecco, lei appunto ha parlato di contesto magico, contesto che è anche reso importante dall'architettura che è qui presente. E che importanza ha, secondo lei, lavorare, il poter essere creativi in uno spazio come questo, in uno spazio, possiamo dire, anche unico nel suo genere? Ma è molto importante, perché già di partenza l'idea dell'architetto di Dadavanno era di creare questo spazio, uno spazio che era sculptato, diciamo, una scultura quasi fisica, che la luce, la illuminazione, il dialogo con la natura fosse un elemento base, no? Noi ci troviamo adesso quasi in uno dei punti più bassi di Fabbrica e c'è questa sorta di spazio di agorà e Tadamando, l'architetto, ha creato volontariamente questo spazio dove la gente si muove continuamente, dove si trovano nei corridoi, si trovano in questa agora per discutere, dove la luce naturale entra dappertutto e comunica e produce questo effetto di benessere che per noi è importante, per l'idea di pensare, di un po' evolvere tutte queste idee creative, è il luogo perfetto, no? E in realtà l'architettura è quasi quasi come se fosse il motore perché queste nuove idee accadano, no?